Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera e ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Accusa un malore fulminante quando si trova al bar. L'episodio è accaduto in un locale di via Matteotti a Vittorio Veneto, accanto alla rotatoria dell'Emisfero, stamattina dopo le 9, dove una donna sulla cinquantina dipendente del locale ha accusato un gravissimo malore e si è accasciata a terra. Immediata la chiamata di soccorsi da parte dei presenti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che da subito hanno naturalmente eseguito tutte le operazioni per la rianimazione, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La polizia locale incontra i cittadini nelle piazze per facilitare la collaborazione e la comunicazione diretta. Dal 1° agosto, infatti, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana attiverà un nuovo servizio pubblico nelle piazze dei comuni di Villorba, Arcade, Breda di Piave e Carbonello. Lo sportello mobile, in particolare, sarà presente ai mercati comunali dalle 8 alle 9, il lunedì a Breda di Piave in piazza Olivi, il martedì ad Arcade in piazza Vittorio Emanuele III e il giovedì a Carità di Villorba in piazza Aldo Moro. La Carbonera sarà invece presente in piazza Fabris il sabato dalle 9 alle 10. I cittadini avranno dunque ora un nuovo contatto diretto con gli agenti della polizia locale, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo, pur naturalmente rimanendo sempre possibile la richiesta di appuntamenti presso gli uffici del corpo gli altri giorni della settimana. Thomas Ceccone, ancora oro mondiale a Fukuoka dopo quello di Budapest 2022 nei 100 d'orso. Stavolta il metallo più pregiato è arrivato nei 50 farfalla, a dimostrazione che questo campione veneto è dotato di straordinaria versatilità. Complimenti da tutti gli sportivi e dal suo Veneto in particolare. Parole e musica del presidente della regione Luca Zaia, che ha salutato oggi la vittoria del nuotatore vicentino nella finale dei 50 metri farfalla ai mondiali di nuoto in corso in Giappone. Ceccone, ha concluso Zaia, ci ha abituato da tempo a salire sui gradini più alti del podio, ma con questa costanza ci sono da aspettarsi molti altri allori e già oggi possiamo parlare di un campione puro che è entrato nella storia del nuoto italiano e veneto. E chiudiamo con il meteo perché il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso poche ore fa un nuovo avviso che prevede per rischio idrogeologico per temporali il codice arancione su tutta la regione. L'avviso vale dalle ore 20 di oggi alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio. Le previsioni indicano che da questa sera sono probabili rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane e in successiva estensione anche ad alcune zone della pianura associati a probabili fenomeni di forte intensità come forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. In particolare domani, martedì 25 luglio, sono previste varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno probabili fenomeni intensi e localmente persistenti associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. E con questa notizia chiudiamo anche il nostro notiziario di cronaca. Vi ricordo come sempre che potete ricevere gratis tutti i giorni nei vostri smartphone i nostri notiziari, le nostre interviste esclusive, i nostri speciali a tema e i nostri articoli di approfondimento o semplicemente i contenuti che scegliete voi mediante la app TG+.